Quattro scoperte che rivoluzionano lo stato della conoscenza sulla tecnologia e sull'alimentazione della civiltà nuragica e dell'intero Mediterraneo occidentale. Le analisi appena arrivate da Parigi ed effettuate sui reperti ceramici provenienti dal nuraghe a Rubiu di Orroli non solo dicono che i sardi facevano vino rosso e bianco a partire già dal XIV secolo a.C., raccontano anche che le genti che abitavano le fertili terre del Flumendosa producevano birra fermentando frutti di ancora incerta natura e restituiscono anche la prima ricetta nella storia della cucina sarda, savezza in binada, le popolazioni protostoriche usavano il vino bianco e rosso per cucinare e macerare la carne di maiale, di cinghiale, la selvaggina e, dato ancora più sorprendente, cavallette, grilli e blate praticavano cioè, e si tratta della prima attestazione nel Mediterraneo occidentale, l'entomofagia, non perché avessero penuria di cibo, ma perché gradivano il gusto degli insetti. I dati emersi, sorprendenti e inattesi, sono arrivati dai laboratori di Nicolas Garnier, che ha ricevuto i reperti selezionati da Giusy Gradoli, geologa e archeologa, tra i materiali rinvenuti nelle torri A, B e C del Gigante Rosso e analizzato i residui organici. Si tratta di una serie di scoperte straordinarie e fondamentali per ricostruire la cultura dei Sardi di 3000 anni fa. Arricchiscono i dati preziosi che il cantiere di scavo diretto dagli archeologi Mauro Perra e Fulvia Lo Schiavo non smette di restituire.